Venerdì sera è stata la stessa cosa, ci vediamo lunedì, però il lunedì oggi è stata veramente dura tornare in mercato con tutti gli altri operatori. A parlare è un amico e collega del 64enne Gianni Boscolo Scarmanati, che sabato notte ha perso la vita insieme al figlio 27enne Davide e alla moglie Luisella di 59, tra le fiamme divampate nella loro abitazione di via Roma Sottomarina. Il paese è sotto shock. Della famiglia è rimasto solo Fabio, il figlio trentenne, direttore del camping Smeraldo a Isola Verde, che ora è chiuso nel suo dolore, come ci racconta il direttore del mercato ortofrutticolo, quasi una seconda casa per Gianni, e che quella notte ha tentato di salvarli. Abita 2 case di là, è venuto alla fine della pizzeria, del lavoro in pizzeria a Isola Verde, ed è venuto qua vedendo che c'era questa cosa e non pensando minimamente, infatti cercava i genitori e il fratello tra la gente che stava assistendo al fatto, Lui credeva che fossero fuori. che loro fossero già usciti, non pensava minimamente. Ha detto, ma sanno cosa fare in caso di incendio, ecco, la banalità anche di un approccio. Si mettono dentro la vasca da bagno. Poi ha detto, ma la vasca da bagno l'abbiamo tolta. Difficile trattenere le lacrime per chi li conosceva, una famiglia definita per bene e di buon cuore. La notizia me l'ha data proprio Fabio, ieri mattina alle 7:05 mi ha chiamato dicendo Giorgio aiuto, non riuscivo a capire cosa fosse questo aiuto e singhiozzato mi ha detto questa notizia tremenda, insomma, voglio dire, ha avuto il coraggio di chiamare, è difficile commentare, perché poi sai, in questi casi qua si dice sempre una bella famiglia, ma lo era veramente una bella famiglia. Al vaglio le cause che possono aver scatenato l'incendio. Ci sarà un ulteriore sopralluogo dei tecnici per capire, anche perché la casa era stata ristrutturata da poco. Potrebbe essersi trattato di un'anomalia all'impianto elettrico, ma al momento sono solo supposizioni. Ancora da stabilire la data dei funerali, che si svolgeranno probabilmente dopo le festività pasquali e che il figlio Fabio vorrebbe potessero essere nel mercato ortofrutticolo, ma la decisione finale spetterà al vescovo di Anin. Per quel giorno il sindaco Armelao ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta.